È il giorno del dolore, ma non si ferma il lavoro accurato dei carabinieri di Vittorio Veneto, competenti per territorio sulla tragedia di Refrontolo. Si tratta di capire con certezza cosa abbia causato la morte di 4 uomini, cosa li abbia strappati ai loro affetti, alla loro vita. Quella sera maledetta erano un centinaio i presenti a Refrontolo. I carabinieri li vogliono ascoltare tutti. In questi giorni stiamo sentendo tutte le persone che a vario titolo erano presenti alla festa, quindi le persone che sono rimaste ferite e coloro i quali fortunatamente si sono salvati ma che hanno vissuto sulla loro pelle questa esperienza. L'invito del procuratore di Treviso è stato chiaro e netto: vogliamo fare bene ma anche presto, ha detto. Bisogna ascoltare le persone prima che i loro ricordi si perdano nelle emozioni. Sicuramente nei prossimi giorni ci incontreremo con il pubblico ministero, l'autoressa reale, per fare il punto della situazione. E adesso c'è pure il dossier, già ieri consegnato all'Arma dei Carabinieri e al Comune di Refrontolo da parte degli uomini del soccorso alpino. Loro avevano la possibilità di documentare passo passo che purtroppo recuperavano le salme o soccorrevano i feriti, e quindi è un documento che per noi è importante perché documenta proprio quello che è stata l'opera di soccorso che è stata fatta sul posto. Insomma, il bisogno di chiarezza ora è fondamentale, anche se lambisce quel confine sottile che sta tra le leggi degli uomini e quelle della fede, dove trova spazio oggi la speranza di dare un riposo sereno alle vittime di un evento assurdo, forse troppo assurdo da spiegare.